Buon pomeriggio a tutte e tutti. Ormai siamo in una fase molto avanzata del nostro percorso e recuperiamo un tema di confine fra l'organizzazione e il rapporto di lavoro, in particolare il rapporto lavoro flessibile. Parliamo quest'oggi di lavoro a distanza nelle sue varie articolazioni rispetto al lavoro pubblico. Ne parliamo con un bel seminario, già me lo sento e me lo vedo, organizzato dall'Università di Pisa. Con grande piacere cedo la parola al collega professor Galardi per l'introduzione del ciclo di oggi. Grazie mille alla professoressa Zilli per la presentazione, per il coinvolgimento. Sono alla seconda partecipazione di questi seminari CLIP e sono molto felice. Il tema di oggi è un tema che intreccia i miei interessi di ricerca, intreccia gli interessi dei relatori di oggi. Ora, fare una presentazione, almeno io immaginare una presentazione di un tema che intreccia il lavoro a distanza e aspetti del telelavoro, lavoro agile, lavoro da remoto, mi pone una prima intuizione o considerazione flash, cioè a livello intuitivo io quando penso a questi temi immagino quella fase storica vicina ma lontana dalle nostre coscienze che è la pandemia. Durante la pandemia e poco dopo la fine della pandemia abbiamo detto tutti che la pandemia è stata un acceleratore di processi e questa affermazione è validissima per il tema oggetto della nostra analisi, perché da tema di nicchia, quale era prima della fase pandemica, è diventato un profilo operativo sperimentato da tutti, in tutti i contesti. E la dimensione operativa ci ha aiutato a risolvere una serie di problemi che almeno da un punto di vista giuridico apparivano di difficile soluzione. La fase pandemica, ad esempio, ci ha mostrato la possibilità di superare l'accordo individuale per l'attivazione dello smart working. La fase pandemica ci ha mostrato il tendenziale disinteresse della contrattazione collettiva, soprattutto di comparto o di categoria nel settore privato. Mi riferisco alla fase di ripartenza post-pandemia. La fase pandemica ci ha posto in luce le esigenze di alcuni gruppi di lavoratori da tutelare, anche attraverso forme di lavoro da remoto. Abbiamo sentito parlare di lavoratori fragili, oggi stiamo sentendo parlare di accomodamenti ragionevoli. La sperimentazione durante la fase pandemica poi ci ha consentito di forse ridimensionare certe autorevolissime letture dottrinali che ponevano o spingevano il lavoro agile quasi oltre il tipo lavoro subordinato, mostrando, diciamo, scenari in cui questa possibilità nuova superava i tradizionali confini del lavoro subordinato. Quindi possiamo forse dire sempre come un flash che la pandemia ha rappresentato una rivoluzione per questo tema. La pandemia è finita. Finita la pandemia, siamo in una fase di rimozione dell'esperienza pandemica. Le nostre coscienze ci portano a rimuovere quello che è accaduto e probabilmente questa rimozione, restaurazione, l'abbiamo anche nel lavoro agile o nel lavoro da remoto. C'è una tendenza costante al rientro nei luoghi di lavoro. C'è una tendenza costante a superare
superare la fase, come dire, la fase di sperimentazione della pandemia. Leggevo sulla stampa di qualche giorno fa ci si riferiva a Stellantis, Amazon, Ubisoft, grandi gruppi che diciamo in maniera forse più plateale di altri, ma tutti lo stanno facendo, stanno dismettendo il lavoro da remoto e le ragioni per cui dismettono sono sorprendenti. Si parla di aumentare la produttività, si parla di aumentare il senso di appartenenza o di rafforzare la cultura aziendale. Vuol dire quasi che l'esperienza del lavoro agile abbia allontanato da questi valori. Questa restaurazione tocca anche la pubblica amministrazione. È di qualche giorno fa la notizia del subbuglio dei sindacati, perché nella presidenza del Consiglio dei Ministri c'è l'idea di dimezzare il ricorso al lavoro agile. Ci sono i sindacati sulle barricate che dicono almeno 2 giorni a settimana sono un obbligo minimo da ottenere durante la negoziazione. Quindi rivoluzione o restaurazione? Questo è il tema. Questo è il tema che rende utile un approfondimento che coinvolge professionalità a me care e colleghi autorevoli che hanno affrontato il tema sia nella prospettiva, diciamo, accademica tradizionale, mi riferisco ovviamente a Pasqualino Albi e a Madia Donghi, sia in una prospettiva, diciamo, de iure condendo. Questi nostri colleghi sono stati e sono nell'Osservatorio Nazionale Bilaterale sul Lavoro Agile e questi nostri colleghi, penso possiamo dirlo, hanno avuto una grande parte nella costruzione del cosiddetto protocollo Orlando sul lavoro agile. E quindi il bilancio di questa esperienza e eventualmente un ponte per il futuro è particolarmente utile con la loro presenza. La terza voce che abbiamo coinvolto con il gruppo Pisano è il dottor Valerio Iossa. Il dottor Valerio Iossa, oggi all'Agenzia del Demanio, era direttore dell'organizzazione delle risorse umane di quel comune di Milano che in fase di pandemia era un po' il vettore di quel cambiamento, di quella che allora appariva quella rivoluzione. Ovviamente in pandemia tutti guardavamo la Lombardia, sebbene noi siamo un po' poco lombardi, di provenienza intendo, e tutti noi guardavamo alla Lombardia e guardavamo a quell'esperienza del Comune di Milano. Quindi sarò molto felice di ascoltare e sarà, penso, utile per tutti sentire il contributo del dottor Iossa. Quindi anch'io sono felicissimo e ho pochi dubbi sulla riuscita di questo seminario e saluto tutte e tutti che sono collegati qui. Saluto in particolare le mie studentesse che sono qui al corso. Purtroppo oggi non vi do una canzone da boomer, ma ci penserò nei prossimi giorni. Quindi passo la parola al professor Albi e vi saluto. Grazie al professor Galardi per questa introduzione e grazie alla professoressa Zilli, al professor Boscati per l'invito e per questa importante iniziativa che viene da molto tempo portata avanti con grande impegno e con la capacità di affrontare temi così importanti e mettere insieme tanti colleghi, avviare un confronto scientifico e non solo scientifico, un confronto poi orientato anche alle ricadute più direttamente operative. Quindi è un laboratorio che suscita sempre l'interesse dei giuslavoristi e di coloro i quali si occupano di diritto del lavoro in varie accezioni e sotto vari punti di vista. Io cercherò di
introdurre questo tema con delle considerazioni di taglio generale, fornendo una piccola introduzione rispetto ad argomenti, a profili che saranno sviluppati subito dopo, e quindi cercherò anche di essere sintetico nella mia esposizione. Direi che c'è un punto di partenza normativo, questo per semplificare il mio ragionamento, che è rappresentato, come tutti sappiamo, dalla legge 81 del 2017. La legge che con gli articoli da 18 fino a 23, e più precisamente, a essere ancora più precisi, addentriamo fino appunto all'ultimo di questi disposti, quindi l'articolo 23 che poi è stato anche recentemente modificato. Beh, dobbiamo dire una cosa che già veniva messa in luce con grande lucidità dalle parole di Raffaele Galardi, e cioè che quella legge, quando fu approvata, quando entrò in vigore, non suscitò, diciamo, un grande o un grandissimo interesse da parte dei giuristi del lavoro. Io certamente ero fra quelli che non si erano particolarmente interessati a quel modello normativo, che invece avrà una particolare importanza nella sua sfera applicativa, e quella importanza, per un singolare paradosso, l'articolo 18 in particolare, guardate, il destino di un numero, torna sempre all'articolo 18, l'ha assunta proprio nel momento in cui quella disciplina era sostanzialmente costretta a negare una delle sue ragioni principali di esistenza, se ci riflettiamo, e cioè l'articolo 18 della legge 81 ha dichiarata in modo molto netto nelle sue parole una finalità. È una disposizione che parla chiaro quanto alla sua ratio, all'obiettivo perseguito, e quindi conciliare, come si ricorda, incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. No? Questa è la formula che noi leggiamo nell'incipit dell'articolo 18 della legge 81. Ecco, come sappiamo, c'è stato un momento che veniva ricordato prima da Raffaele Galardi, in cui, diciamo, l'articolo 18 della legge 81, e in genere questa disciplina, non è servita, non ha avuto la finalità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, ma di rendere possibile, per alcuni versi, la sopravvivenza, diciamo, del nostro sistema economico, quindi la pandemia, che ha rappresentato il momento nel quale abbiamo messo in discussione, diciamo così, anche la nostra possibilità di sopravvivenza, diciamo, come sistema economico, e sappiamo quali sono stati i rischi che abbiamo attraversato, e in quella fase storica quindi il lavoro agile ha svolto una funzione completamente diversa, cioè garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e non solo, quindi una visione più larga, diciamo, rispetto a quella che immaginavamo inizialmente, e al tempo stesso anche consentire lo svolgimento, pur in forma ridotta, dell'attività produttiva, delle attività economiche. E quindi che cosa è successo? Quindi dalla conciliazione vita-lavoro la disposizione nella sua versione pandemica ha svolto un ruolo completamente diverso, cioè quello di consentire la prosecuzione e lo svolgimento delle attività economiche senza pregiudicare la salute dei lavoratori, o addirittura in alcuni casi la vita dei lavoratori. E abbiamo apprezzato quindi in quella fase questa torsione funzionale del lavoro agile, quella torsione funzionale che ci ha costretto a farci tante domande. Ne parlavamo anche ieri, proprio con il gruppo di colleghi, amici, giovani studiosi, e cioè questa, diciamo, particolare e interessante accezione di salute e sicurezza che varca i confini dell'interesse puramente individuale, assume una dimensione collettiva, o addirittura assume la dimensione dell'interesse generale. Quindi la salute e la sicurezza esprimono una dimensione che
varca il confine dell'ambiente di lavoro e diventa, invece entra a pieno titolo nell'ambito di una nozione estesa, ampia di ambiente, no? Quindi il luogo di lavoro non è solo, diciamo, non è l'unico luogo nel quale il lavoro viene in gioco, perché anche ciò che accade fuori dal lavoro condiziona quello che avviene dentro il luogo di lavoro, quindi lavoro, ambiente. La pandemia ha messo in luce, ci ha svegliato forse su questo aspetto che già una dottrina illuminata, penso a Riccardo Del Punta, aveva messo in evidenza in tempi non sospetti. E, ecco, però qual è il punto? Che conciliazione vita-lavoro, l'origine della disposizione, una fase pandemica che invece valorizza altre esigenze e alla fine il ritorno alla conciliazione vita-lavoro. Quindi questa disposizione torna, diciamo così, finita la pandemia, lentamente nel suo punto di origine. Ma il punto è, la riflessione è, il punto di origine è veramente quello? Cioè siamo veramente tornati al punto di origine, nel senso che quello che noi intendavamo prima della pandemia come vita-lavoro, come conciliazione tempi di vita e di lavoro, è la stessa cosa che intendiamo oggi? Probabilmente no, perché quella accelerazione pandemica richiamata prima da Raffaele si è realizzata probabilmente, ha modificato profondamente il mercato del lavoro e ha posto delle questioni davvero nuove che noi non ci aspettavamo di dover affrontare. Ora, è evidente che c'è un primo aspetto, no? Che sottolineo. Siamo passati dall'accordo all'unilateralità pandemica, siamo tornati all'accordo, no? Però quella, anche qui Raffaele acutamente notava questo aspetto. Quando c'è stata la riflessione pandemica, la fase pandemica, c'era una riflessione che notava, ma è proprio necessario l'accordo o stiamo parlando di un potere organizzativo del datore di lavoro che può manifestarsi anche in relazione alla individuazione di tempi e luoghi della prestazione lavorativa con modalità più o meno estese? Ora, la questione è, come si suol dire, puramente accademica, perché il legislatore esplicitamente oggi fa riferimento all'accordo, quindi non abbiamo margini diciamo interpretativi per discutere di questo, però parliamo di un accordo individuale che va ad innestarsi comunque nella dimensione del potere organizzativo, che quindi ha una funzione limitatrice del potere organizzativo del datore di lavoro. Ma l'elemento che secondo me in queste mie considerazioni introduttive merita forse di essere messo in evidenza, si connette all'altro aspetto che veniva toccato nell'introduzione di Raffaele, e cioè quantitativamente, no? C'è una fase di flessione del ricorso al lavoro agile. Quindi, quantomeno in questa sorta di arco che abbiamo tracciato, punto di partenza piuttosto, come dire, contenuto sul piano quantitativo, almeno quantomeno l'esperienza italiana, ma non solo, quindi si parlava inizialmente di qualche centinaio di migliaia di lavoratori, no? 500.000, 600.000 lavoratori nella fase originaria, legge 81 del 2017, e poi il picco pandemico, 8 milioni secondo le stime più accreditate, e poi gradualmente una sorta di curva di discesa. Ecco, ma questo elemento, che certamente è incontestabile, non si può contestare, c'è una riduzione quantitativa, forse dice una parte del tutto, no? Nel senso che è altamente probabile che siamo di fronte non tanto ad una riduzione quantitativa, quanto ad una riallocazione del lavoro agile in contesti fortemente differenziati. Intendo dire che il lavoro agile riflette, con ogni probabilità, è il mio sospetto, il mio punto di vista, che mi capita di come dire, mettere alla prova
dalle letture che faccio e dalle verifiche empiriche che posso cogliere, il punto di vista è quello di una proiezione del lavoro agile in una sorta di dualismo del mercato del lavoro. Cosa intendo dire? Intendo dire che probabilmente il lavoro agile incontra, no? La rivoluzione tecnologica in corso, incontra i processi di trasformazione tecnologica che stiamo vivendo e che riconduciamo all'intelligenza artificiale e in genere ai processi transizionali che riguardano l'innovazione tecnologica, e quello che possiamo constatare è che ovviamente questo dualismo del mercato del lavoro ci consente di individuare prestazioni lavorative di alto contenuto che possono essere svolte con facilità mediante il lavoro agile, e prestazioni lavorative di contenuto meno importante e che per le loro caratteristiche hanno dei tratti non sempre compatibili con il lavoro agile, che si pongono molto spesso, non sempre, molto spesso, nella parte del mercato del lavoro a più bassa intensità professionale, no? Quindi le prestazioni lavorative di basso contenuto. Quindi questo dualismo è un grandissimo problema, perché spacca in due il mercato del lavoro e crea delle forti disparità dentro il mercato del lavoro. E il nuovo accesso, quindi il lavoro agile rappresenta l'accesso ad una posizione maggiormente protetta, perché se quella prestazione professionale ha un contenuto più elevato, è una prestazione che è in grado di, come dire, sopravvivere agli scossoni dell'innovazione tecnologica. Quindi certamente questo dualismo, questo mercato del lavoro a due velocità consente questa riallocazione del lavoro agile, e quindi le differenziazioni interne al mercato del lavoro sono forse accentuate proprio da questo aspetto, e ci sono molti studi interessanti che riguardano anche le grandi città nordamericane, in cui c'è l'aggregazione del lavoro agile proprio in relazione alle fasce più forti delle professionalità lavorative, questo per fare uno dei molti esempi. Ecco, ma sul piano, diciamo, sul piano più strettamente legato alla nostra esperienza e alla tecnica normativa che noi abbiamo utilizzato, che l'Italia ha messo in pratica, alcune considerazioni possono essere certamente utili. Quindi, diciamo, proprio riflettendo sulla formula dell'articolo 18, mi piace ricordare questa tecnica, no? Quindi questo riferimento alla promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, no? Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Quindi anche in questo caso c'è l'esercizio di un potere, c'è un accordo che viene eseguito, c'è però una base che è quella dell'accordo. Ecco, però qual è, diciamo, la fortuna dell'articolo 18 della legge 81, a mio modesto parere? E cioè è una disposizione, secondo me, fortemente innovativa per la tecnica utilizzata. E è per questo forse che all'inizio non ci siamo accorti, almeno io parlo per me, modestamente, di quanto fosse forte e interessante quella tecnica normativa. E cioè una tecnica che lascia aperta una serie di possibili prospettive applicative. È una cornice regolativa. L'articolo 18 della legge 81 è una cornice regolativa, quindi è anche un qualcosa di particolarmente innovativo per il diritto del lavoro, abituato invece a costruire se stesso attraverso l'ottica della classica inderogabilità secca, ecco, lasciatemi passare questa espressione. Invece qui si apre, diciamo, una prospettiva che contiene più modelli, no? È stato notato questo, e cioè quando appunto, se noi leggiamo, diciamo, l'articolo 18, possiamo vedere che nell'articolo 18 c'è un primo modello, che sto semplificando ovviamente, che può essere quello di una modalità di lavoro agile di tipo più tradizionale, in cui sostanzialmente c'è una sorta di traslazione
del luogo e del tempo in un contesto diverso, quindi l'abitazione del lavoratore, o comunque un luogo che non è quello fisicamente riconducibile alle pertinenze aziendali, al contesto classico del luogo di lavoro in senso aziendale. E poi c'è una visione più avanzata che sta dentro sempre l'articolo 18, cioè la possibilità, come si dice, no? Questo riferimento a, come dire, un progetto, no? Quindi riferimento a fasi, progetti, quindi il riferimento quindi a forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, fasi, cicli e obiettivi. Quindi la possibilità di rendere molto elastico l'orario di lavoro senza precisi vincoli di orario. Ecco, questo elemento quindi denota una tecnica normativa di particolare apertura, una cornice regolativa che può riempirsi di contenuti diversi sia sul piano degli accordi individuali, sia sulla base delle proiezioni che l'autonomia collettiva può fare per realizzare quanto indicato nell'articolo 18 della legge 81. E quindi su questo, e arrivo davvero verso la conclusione del mio ragionamento, o quasi verso la conclusione del mio ragionamento, per dire questo, che in quella cornice regolativa va a collocarsi il protocollo del 7 dicembre del 2021. È proprio lì che si va a collocare, cioè in realtà, se ci pensiamo bene, inizialmente una critica che veniva rivolta all'articolo 18 era quella di non avere sufficientemente valorizzato la contrattazione collettiva, di non avere coltivato quel legame più stretto con la contrattazione collettiva. Ma questa critica probabilmente era una critica infondata, mi permetto di dire, perché la tecnica normativa non escludeva affatto la presenza dell'autonomia collettiva, ma la presupponeva, tanto è vero che quando l'autonomia collettiva ha inteso entrare nel fenomeno regolativo del lavoro agile, lo ha potuto fare senza alcuna difficoltà. E lo ha fatto, direi, molto bene, nel senso che dal protocollo del 7 dicembre del 2021, come certamente saprete, mi riferisco in particolare al settore privato, è stata una proliferazione, diciamo così, di contratti collettivi. Tutti i contratti, non voglio dire tutti, ma quasi tutti i contratti collettivi di categoria hanno cominciato a occuparsi del lavoro agile, a volte richiamando o limitandosi a richiamare il protocollo del 7 dicembre del 2021, in altri casi adattando le previsioni del protocollo, in altri casi andando ben oltre le previsioni del protocollo. E lo dico pensando ai lavori dell'osservatorio che coordino, certamente la contrattazione collettiva aziendale si è molto occupata di lavoro agile e continua a farlo. Direi che quindi l'effetto di diffusione del modello del lavoro agile è molto interessante, al di là di una valutazione di tipo numerico, cioè quanti sono effettivamente i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in modalità agile, al di là quindi di questo dato numerico in senso stretto, che certamente è in termini complessivi oggetto di una importante riduzione sul piano nazionale, europeo e internazionale. E questo è evidente, che la moda del momento, ovviamente anche dei grandi colossi, a dire no, basta con il remote working. Ovviamente non sono entrato nelle molteplici definizioni, lavoro da remoto, lavoro agile, lavoro a distanza, molto importanti queste distinzioni. Abbiamo un piccolo problema di connessione col professor Albi, ma credo lo recupereremo a breve. Io mi sento autorizzata dal collega Galardi a introdurre la professoressa Maria D'Onghia, che abbiamo qui con grande piacere, ed eccola qui con noi. Grazie Maria per la partecipazione a questo evento, credo sia un piacere per tutti averti su questo tema e ti cedo con grande piacere la parola. Grazie Maria. Grazie Anna, mi scuso se c'è stato un disguido nel collegamento. Volevo innanzitutto ringraziare te, Anna, e naturalmente l'amico e collega Alessandro
che avete questa tenacia nel portare avanti questo ciclo di formazione così interessante, così dinamico. E veramente complimenti, perché insomma mi sembra che siamo già che edizione? Alla quinta, se non ricordo male, quindi ok. E mi sembra che state portando avanti un lavoro egregio. E poi ringrazio Raffaele, che naturalmente ha avuto il ruolo di coordinarci e di accompagnarci a questo pomeriggio su un tema così, anche questo dinamico, no? Io ho ascoltato attraverso il telefono di Anna l'introduzione del professor Galardi e poi la bella riflessione che stava facendo anche il collega e amico carissimo Pasqualino. Un tema che ci ha visto peraltro assieme in un'esperienza ministeriale, che ci ha potuto osservare questo tema nelle sue varie dinamiche. Allora, io in attesa che si ricolleghi il professor Albi, avevamo concordato sotto la guida del professor Galardi di fare un focus più tecnico, o meglio, cercare di fare qualche osservazione di carattere generale anche di tipo terminologico e poi vedo il professor Albi, visto che sono all'inizio, mi fermo così magari il professore vuole completare la sua relazione. Io davvero, scusate per quello che è successo, ma non so davvero cosa possa essere realmente accaduto, ma io davvero non ho molto da aggiungere, stavo semplicemente, mancavano 30 secondi, cioè volevo semplicemente dire che ovviamente l'altro profilo, no, che suscita grandissimo interesse con riferimento al lavoro agile, che veniva pure richiamato da Raffaele Galardi, è quello diciamo degli accomodamenti ragionevoli e in generale di una proiezione del lavoro agile verso altri potenziali settori o profili di sviluppo del diritto del lavoro. Quindi ricordo semplicemente che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato a gennaio 2025 che esiste un diritto al lavoro agile del lavoratore con disabilità, della persona con disabilità, e questo, come sapete, è frutto di una importante opera di creazione giurisprudenziale. Questo per ricordare quanto sia diciamo ricco di suggestioni lo scenario che abbiamo davanti rispetto quindi ad una previsione che, come ricordavo prima, ha questa connotazione di cornice regolativa che però si è riempita e si è arricchita di grandissimi contenuti negli ultimi anni. Quindi ecco, questo era semplicemente proprio, stavo chiudendo e mi fa piacere di averlo potuto fare proprio interloquendo anche con la professoressa Donghia, che saluto, e quindi io mi fermo qui e continuo ovviamente molto volentieri ad ascoltarvi. Bene, allora grazie. Grazie al professor Albi, a Pasqualino. Dicevo prima, non so se mi ha ascoltato, abbiamo condiviso un'esperienza molto interessante su questo tema e devo dire che le introduzioni che ci sono state a partire dal professor Galardi e poi dal professor Albi hanno messo un po' sul tavolo una serie di questioni sulle quali io tornerò. Perché, come dicevo, questo è un tema, è un istituto, è una disciplina, è una modalità di organizzazione del lavoro in continuo divenire. E come veniva anticipato, è evidente che si è arricchito di funzioni. Il lavoro agile nasce con una finalità, si adatta a una finalità drammatica, che è quella della pandemia, e si è evoluta nel tempo andando incontro a delle esigenze diverse, diciamo molteplici. Allora, partirei con una riflessione di tipo terminologico, anche questo veniva già anticipato, giusto per chiarirci, anche perché se andiamo a ragionare con le fonti, e mi riferisco non solo alle fonti strettamente legali, e cioè la legge già citata, ma anche le fonti contrattuali, soprattutto con riferimento al lavoro pubblico,
Le espressioni che noi troviamo sono diverse. Troviamo lavoro remoto, troviamo lavoro a distanza. Allora, chiariamoci un attimo, perché questo ci consente anche di capirci meglio, soprattutto quando faremo più avanti uno sguardo alla pubblica amministrazione. Allora, diciamo così, volendo usare anche una prospettiva diacronica di tipo storico, userei, diciamo, uso una categoria di carattere generale, il lavoro a distanza. All'interno del lavoro a distanza, e quindi un lavoro, diciamo così, svolto fuori dallo spazio fisico dell'impresa, noi troviamo una prima esperienza di lavoro a distanza, quello che viene chiamato lavoro a distanza di prima generazione, nel lavoro a domicilio, perché in realtà poi il legislatore non è che si è inventato qualcosa di completamente nuovo, però l'antenato del lavoro agile è indubbiamente il lavoro a domicilio. Il lavoro a domicilio che ha accompagnato, diciamo, l'inizio e le trasformazioni dell'industria manifatturiera, e per cui c'è stato un momento storico in cui si è avuta la necessità che alcuni settori, soprattutto in alcuni settori, alcune fasi della produzione, che per la loro complessità non potevano essere meccanizzati, venivano svolti a casa. E questo tipo di contratto di lavoro consentiva diciamo, un tasso di adattamento alla variabilità della domanda estremamente interessante. Era diciamo, un contratto di lavoro subordinato con alcune caratteristiche, regolato da una legge antichissima, una legge del 1973. Che cosa è successo? È un tipo di lavoro, questo a distanza, che in realtà poi non ha dato grande prova di sé, soprattutto con le innovazioni tecnologiche. Innanzitutto perché diciamo, già nel lavoro a domicilio, chi si è occupato di questo tema aveva evidenziato che ci sono una serie di insidie, l'isolamento che porta a questo tipo di lavoro, lo sfruttamento, se considerate che questo è un lavoro pagato a cottimo, e anche, consentitemi, una segregazione di genere, no? Perché è un lavoro che, diciamo, ha visto impegnato soprattutto le donne. Passano gli anni, abbiamo fatto già cenno all'innovazione tecnologica, quindi l'avvento dell'ICT per intenderci, no? Con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione si incrina la visione tradizionale del lavoro subordinato, è già stato ricordato molto bene, e quindi viene meno quella unità fondata sul luogo, i locali dell'impresa, il tempo, orario di lavoro uniforme e l'azione, cioè l'attività lavorativa, diciamo così, monoprofessionale. E arriviamo a un lavoro a distanza di seconda generazione. È evidente che sto semplificando molto, ma questo ci aiuta ad arrivare poi alla disciplina odierna. Parlo del telelavoro, perché il telelavoro è un'altra species del genus lavoro a distanza. È una prestazione di lavoro effettuata normalmente fuori dalla sede dell'impresa, avvalendosi di strumentazione informatica, viene svolta a domicilio del lavoratore o nei cosiddetti telecentri, cioè sono delle sedi satellitari dell'impresa. Qual è la caratteristica? È che ci si avvale di una strumentazione che mette a disposizione l'azienda, ma i ritmi, l'orario di lavoro, gli obblighi sono praticamente coincidenti con quelli dei lavoratori che svolgono l'attività, la prestazione nell'impresa. Arriviamo poi al lavoro a distanza di terza generazione, il lavoro agile. Il lavoro agile di cui abbiamo ascoltato la bella introduzione del professor Albi, che nasce dall'esperienza contrattuale, no? C'è già stata una sperimentazione in sede di contrattazione di accordi aziendali e anche qualche previsione nei contratti collettivi nazionali, soprattutto nei gruppi medio-grandi del terziario, diciamo così, e poi trova la sua regolamentazione nella legge 81 del 2017, che sostanzialmente, diciamo così, prova a sistematizzare alcune esperienze che avevano trovato disciplina, una regolamentazione nella contrattazione collettiva. Ora,
A proposito di questi termini, vi dico subito che nel settore privato noi utilizziamo le espressioni lavoro agile o smart working, che sono utilizzati come sinonimo. Nella pubblica amministrazione, invece, noi troviamo a partire diciamo, dal contratto collettivo del 2021, diciamo, il rinnovo di quegli anni, poi reiterato e confermato con alcune novità nei rinnovi ultimissimi dell'inverno 2025, troviamo il riferimento al lavoro agile e il lavoro, diciamo così, da remoto, che è un po' una piccola evoluzione del telelavoro, per intenderci. Voglio subito chiarire che quando parliamo di lavoro agile e smart working, utilizzandoli come sinonimo, facciamo riferimento a una modalità di svolgimento del lavoro flessibile in cui si alterna il lavoro in presenza e il lavoro in una sede diversa dall'impresa, senza postazione fissa, con un'autonomia organizzativa e senza dei precisi vincoli di orario, naturalmente entro i limiti dell'orario massimo. Invece, quando parliamo di lavoro da remoto, che è diciamo, l'erede del telelavoro, parliamo di una prestazione di lavoro che è vero sempre a distanza, ma la postazione lavorativa qui è fissa di norma e l'abitazione del lavoratore ed è soggetta ad orari rigidi. Quindi, diciamo così, questo modello si avvicina molto alla prestazione di lavoro in presenza. Quindi è bene avere subito chiarezza che parliamo di entrambi lavoro a distanza, ma diciamo di due fattispecie diverse, di due modalità di svolgimento della prestazione differente. Nel lavoro da remoto il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi che derivano dallo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Quindi diciamo così che rispetto al lavoro agile è un modello organizzativo a distanza più rigido. Qualche riferimento sui dati, il professor Galardi lo diceva un attimo fa, perché questo è interessante. Si faceva riferimento, diciamo, dopo l'esperienza pandemica, questo ricorso massiccio al lavoro agile, c'è stato un po' un tornare indietro, no? Ce lo diceva prima Raffaele. Sono andata a guardarmi dati abbastanza recenti. Devo dire che dopo una leggera flessione del 2024, l'anno scorso, nel 2025, c'è stata una ripresa soprattutto, diciamo così, anche le grandi imprese che avevano cominciato ad avere qualche perplessità hanno, diciamo, c'è stata una sorta di ripensamento e possiamo dire che, guardando al report, quel report che fa il Politecnico di Milano, è ormai un fenomeno abbastanza stabile, cioè c'è una tendenza a fare uso nelle grandi imprese, mentre le aziende più piccole, quelle di piccole dimensioni, diciamo così, c'è una controtendenza, cioè si tende a incentivare, forse per quelle ragioni che ci ricordava prima il professor Galardi, nel senso della fidelizzazione, a incentivare la presenza in sede. E infatti qui abbiamo un calo, siamo intorno al 4,5% di presenze. In ogni caso, se confrontiamo il pubblico e il privato, possiamo dire che nella pubblica amministrazione, dove c'è una grande richiesta, c'è una certa resistenza da parte datoriale, anche per una sorta di pregiudizio, a volte fondato su comportamenti reali, però consentitemi di usare questa espressione, a abusare di questa modalità di lavoro che non, diciamo, non corrisponde poi agli obiettivi che la legge pone in capo a questa modalità. E ricordiamo un attimo, ecco, scusate un attimo, devo spegnere il cellulare, scusate. Scusate tanto. Perché si ricorre al lavoro agile, no? Perché è evidente che perché si sceglie questa modalità? I benefici sono diversi e sono sia per la parte datoriale sia per i lavoratori e devo dire che
nella logica e anche, diciamo, dell'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, anche per la comunità. Per le aziende perché? Aumento di produttività, riduzione del tasso di assenteismo, riduzione dei costi di gestione degli spazi, no? Riscaldamento, locazione, le postazioni, riduzione anche di alcuni costi relativi al personale, all'utilizzo dello straordinario, nel privato anche i buoni pasto, poi su questo vi dirò qualcosa sulla compatibilità del lavoro agile con i buoni pasto. Per i lavoratori, lo abbiamo detto più volte, è stato richiamato più volte prima dal professor Albi, la conciliazione, no? Dei tempi di vita, dei tempi di lavoro, ma anche una maggiore autonomia nella gestione delle attività lavorative, un risparmio dei tempi e dei costi degli spostamenti e quindi anche un minore stress da lavoro. Naturalmente qui dico di minore stress perché diamo per superata quella fase dell'iperconnessione dell'esperienza pandemica, no? Quindi un ricorso al lavoro agile nel rispetto di una serie di limiti e nel riconoscimento del cosiddetto diritto alla disconnessione, su cui pure dirò qualcosa tra un attimo. Quanto ai benefici per la comunità, riduzione delle emissioni CO2, no? Da traffico e da inquinamento, e anche un contributo in qualche modo a rivitalizzare, no? Quartieri periferici, borghi, no? Per diciamo, rimettere al centro diciamo, quei luoghi, quei paesi, quei territori del nostro paese che hanno vissuto diciamo, un grande spopolamento negli ultimi decenni. Ora, quindi diciamo, è una modalità di svolgimento del lavoro che incrocia una molteplicità di interessi, fra cui, anticipo qui, ma ci tornerò dopo, anche quello di conciliare le esigenze di quella popolazione lavorativa particolarmente fragile, no? I disabili. Ci ricordava prima il professor Albi questo connubio che si sta creando tra accomodamento ragionevole e ricorso al lavoro agile. Allora, ma su questo poi dirò qualcosa più innanzi. Qualche approfondimento di tipo normativo. Allora, la legge, gli articoli 18 e 23 della legge 81 del 2017 diciamo, ci danno delle coordinate ben precise. Allora, intanto, più volte lo si è detto, attenzione, qui non ci troviamo di fronte a una nuova fattispecie, non è una nuova tipologia contrattuale, ma è una particolare declinazione della prestazione lavorativa subordinata, che è diversa da quella classica e che si caratterizza per che cosa? Perché la prestazione di lavoro in parte è all'interno e in parte all'esterno, senza precisi vincoli di orario, senza una postazione fissa, con l'utilizzo di strumentazione tecnologica, e tutto questo passa attraverso una procedura ben precisa, do per esaurita la fase pandemica, e cioè la stipula di un accordo, quindi la necessità di stipulare per iscritto un accordo tra le parti, e questo è il momento costitutivo del lavoro agile, no? Due sono gli elementi essenziali. L'elemento costitutivo, l'accordo delle parti, e poi c'è il momento esecutivo, cioè l'esecuzione della prestazione, parte all'interno e parte all'esterno dei locali nella disponibilità datoriale, senza postazione fissa. Quindi destrutturazione del tempo e del luogo di lavoro, rottura della fissità del luogo di lavoro, rottura della uniformità del tempo di lavoro. La legge ci dice che l'accordo può essere a termine o a tempo determinato, deve essere fatto per iscritto, deve contenere una serie di elementi, una serie di informazioni importanti, perché deve disciplinare anche come si atteggiano i poteri in capo al datore di lavoro, quindi il potere direttivo, il potere di controllo, il potere disciplinare, e su questo il protocollo che veniva richiamato prima dal professor Albi ha introdotto ulteriori elementi di dettaglio.
Un elemento di novità su cui mi voglio soffermare per collegarmi anche al tema dell'accomodamento ragionevole, l'articolo 18 è stato novellato nel corso del tempo, o meglio, l'articolo 18, se noi andiamo a prendere la legge nella sua attuale configurazione, quindi su normativa, diciamo, la versione aggiornata, contiene un comma 3 bis. Che cos'è questo comma 3 bis? Contiene questo comma una priorità riconosce, obbliga, o meglio, obbliga i datori di lavoro pubblici e privati a dare priorità alle richieste di lavoro agile a delle categorie che noi chiamiamo i cosiddetti fragili, cioè chi sono? Vengono individuati in maniera precisa. Lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni o senza alcuni limiti di età se sono portatori di disabilità, i lavoratori con disabilità con una gravità accertata ai sensi della legge 104, l'articolo 4,1 della legge 104 del 92, e i lavoratori caregiver, cioè coloro che forniscono assistenza. Ebbene, questo comma 3 bis quindi sancisce un diritto di precedenza, non un diritto al lavoro agile, attenzione, no? Perché questo diritto al lavoro agile per queste categorie lo abbiamo noi lo conosciamo come esperienza durante la pandemia e anche nella parte finale dell'esperienza pandemica. È un diritto di precedenza e il legislatore non si limita solo a riconoscere questo diritto di precedenza, ma dice anche qualcosa di più sul piano sanzionatorio, perché cosa ci dice? Che i lavoratori e le lavoratrici che richiedono di fruire del lavoro agile, che rientrano in queste categorie, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti a un'altra misura organizzativa che ha comunque degli effetti negativi, diretti e indiretti, perché chiedono il lavoro agile. E qualunque misura venga adottata in violazione di questo divieto è considerato come un atto ritorsivo, un atto discriminatorio e quindi nullo. Peraltro, non so se avete mai sentito parlare della certificazione sulla parità di genere, che è diciamo una certificazione che le imprese possono chiedere qualora dimostrino di rispondere a tutta una serie di requisiti e che dà diritto a una serie di premialità e esoneri contributivi. Ebbene, in questo articolo 18,3 bis si dice che se un'azienda pone in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti di queste categorie fragili che chiedono il lavoro agile, non potranno conseguire la certificazione sulla parità di genere. Ora, come vedete, il lavoro agile attraverso questo diritto di precedenza viene utilizzato come strumento per agevolare l'inserimento nel lavoro di persone con fragilità, con disabilità. A questo punto è sorto tutto un dibattito in dottrina se il lavoro agile possa essere considerato un accomodamento ragionevole. Ce lo anticipava già molto efficacemente prima il professor Albi e la risposta è sicuramente sì. Cioè si è cominciato a configurare nel lavoro agile uno strumento per realizzare quel collocamento mirato e quella rimozione, così, diciamo così, di barriere per lavoratori e lavoratrici con disabilità. No, ricordo a tutti che gli accomodamenti ragionevoli sono quelle modifiche, quegli adattamenti necessari che il legislatore richiede, perché c'è una legge che lo prevede, è la legge 216 del 2003, per cui il datore di lavoro deve porre in essere in azienda tutta una serie di aggiustamenti, di modifiche, in modo che i lavoratori con disabilità possano essere nelle stesse condizioni dei lavoratori senza disabilità. Dice la legge, senza che però questa attività che pone in essere il datore di lavoro si trasformi in un onere sproporzionato o eccessivo. Ecco perché si parla di accomodamento ragionevole. Ebbene, il mancato accoglimento di
di una richiesta di un disabile di passare al lavoro agile potrebbe risolversi in un'ipotesi di trattamento discriminatorio per cui sanzionabile. E così è stato nell'applicazione giurisprudenziale. Prima il professor Albi richiamava questa interessantissima sentenza della Cassazione del gennaio del 2025, la numero 605, che ha proprio detto a chiare lettere che lo smart working è può rappresentare una soluzione compatibile con i principi di inclusione in azienda. Qual era il caso? Si trattava di un lavoratore con disabilità a cui era stata negata la richiesta di lavorare in smart working e secondo i giudici, nell'ottica del bilanciamento tra le diverse esigenze, il datore di lavoro è tenuto sempre ad adottare queste soluzioni ragionevoli. E in questo caso la Cassazione ha anche detto che se non c'è l'accordo sull'accomodamento ragionevole può deciderlo il giudice, cioè è il giudice, spetta al giudice individuare la soluzione del caso. Naturalmente, se entriamo in questa ottica, questo cosa significa? Che quando si fa, per esempio, il documento della valutazione del rischio, bisogna anche considerare questa possibilità e quindi il cosiddetto responsabile dei processi per l'inclusione dei disabili deve verificare la possibilità di ricorrere al lavoro agile. Qual è l'aspetto più innovativo di questa pronuncia della Cassazione del gennaio 2025? Nel ragionamento che fanno i giudici cosa fanno? Fanno riferimento al pregresso storico aziendale come prova di resistenza. Cioè, mi spiego meglio. Dice, se lo smart working è stato utilizzato efficacemente durante l'emergenza pandemica e ha funzionato, la sua attuabilità non può essere messa in discussione, diciamo, per ragioni organizzative. Il periodo emergenziale smette di essere, diciamo così, uno stato di eccezione, privo di effetti futuri, ed è considerato come una sorta di laboratorio di prova in cui si è verificato che le mansioni dal lavoro sono compatibili anche se svolte da remoto. E quindi cosa fa la Cassazione? In qualche modo la Cassazione anticipa una grande novità legislativa di cui vi dirò tra poco, che è la legge 106 del 2025, di cui vi dirò tra un attimo, perché voglio un attimo fare riferimento anche a due ulteriori pronunce della giurisprudenza. E mi riferisco a un tribunale di Roma precedente alla Cassazione. In questo caso si era trattato di una lavoratrice che era affetta da diverse patologie, tra cui anche la fibromialgia, e aveva richiesto il lavoro agile. Anche in questo caso gli era stato negato e il giudice ha qualificato come discriminazione indiretta il rifiuto da parte della società di consentire alla lavoratrice di lavorare in modalità a distanza. E da ultimo una sentenza di qualche settimana fa è del Tribunale di Busto Arsizio del 7 gennaio del 2026, numero 2. In questo caso era sempre il caso di un dipendente affetto da una grave patologia neoplastica e aveva chiesto il lavoro agile e l'azienda, pur conoscendo la situazione clinica, aveva ignorato la condizione medica e il giudice ha qualificato come discriminatorio questa condotta perché aveva costretto il lavoratore a consumarsi tutte le ferie per farsi le sedute di chemioterapia, per affrontare i cicli di cura e aveva imposto una prestazione in presenza in totale contrasto con le indicazioni che avevano dato i medici. Vi voglio leggere un passaggio di questa sentenza. Si dice: il lavoratore fragile è colui che si trova a rischio di maggiore vulnerabilità e va tutelato principalmente attraverso il lavoro agile e la possibilità di mansioni
anche se il regime emergenziale è terminato, rendendo l'accordo individuale il fulcro per il privato e prevedendo l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendali per la sicurezza personalizzata. Che cosa emerge da questa giurisprudenza? Che lo smart working, il lavoro agile da strumento emergenziale, diventa un presidio inderogabile della salute individuale e quindi la qualificazione del lavoratore fragile impone al datore di lavoro un dovere di protezione, ex articolo 2087 del Codice Civile, che diciamo, si ricollega poi all'istituto dell'accomodamento ragionevole. E il fatto, l'omessa attivazione del lavoro agile non è una mera inefficienza organizzativa se noi la inquadriamo in questo contesto, ma diventa proprio una condotta antidiscriminatoria e antigiuridica. Che cosa è successo? Qual è la novella legislativa che in qualche modo mette a sistema questi orientamenti? Nel luglio 2025 è stata approvata una legge, la legge 106, rubricata Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche. Allora, l'articolo 1 al comma 4, li leggo testualmente, poi cerco di spiegare meglio. Dice: decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto di accedere prioritariamente, ove la prestazione lo consente, alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 81 del 2017. Quindi cosa fa questa legge? Questa legge incoraggia l'adozione del lavoro agile come strumento per conciliare le esigenze produttive con la condizione di salute dei lavoratori più vulnerabili. E quindi c'è questa volta non solo diciamo, il diritto ad essere, ad avere la priorità, ma per alcune categorie, e sono dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino gravi invalidità pari o superiori al 74%. Bene, alla luce di questa previsione, il legislatore riconosce a chiari letteri il diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, a patto che la natura delle mansioni lo consenta. Come funziona concretamente? Questi lavoratori hanno diritto a un congedo, perché questo è regolato nella prima parte dell'articolo 1. Dopo il congedo, per un congedo che può arrivare fino a 24 mesi, hanno diritto a questo accesso al lavoro agile. Per accedere al lavoro agile occorre dimostrare che si è in questa condizione sanitaria ed è un diritto soggettivo condizionato. Perché condizionato? Perché occorre il parere del datore di lavoro. La legge dice se è compatibile con le mansioni. Allora voi mi potreste dire, allora prof, non è un vero e proprio diritto soggettivo. Qual è la specificità? È un diritto soggettivo, è condizionato. Questo sul piano pratico che cosa significa? Che cosa comporta? Sotto un profilo strettamente civilistico, questo comporta un ribaltamento dell'onere probatorio. Mi spiego meglio. Mentre nel regime previgente spettava al lavoratore dimostrare la compatibilità della modalità agile con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda perché gli fosse riconosciuto il lavoro agile, con la legge 106 del 2025 è il datore di lavoro che deve fare una prova di resistenza, diciamo così, abbastanza rigorosa, cioè non si può rifiutare semplicemente con una clausola di stile dicendo che quella modalità non, diciamo, risponde alle esigenze organizzative, ma deve dimostrare che c'è proprio l'impossibilità oggettiva a svolgere quella prestazione da remoto e quindi deve presentare un'eccezione che deve superare
quello che si chiama il vaglio della proporzionalità e della ragionevolezza. Capite bene che è un passo in avanti molto importante. Naturalmente questo non cristallizza la posizione di quel lavoro in maniera per sempre, perché poi se le condizioni di salute si modificano, evidentemente cambia la sua posizione e quindi va rivisto questo diritto soggettivo condizionato di cui vi ho parlato. È diciamo un profilo che io ho trovato estremamente interessante, ma che va nella direzione di quel ragionamento che veniva fatto nell'introduzione, prima da Raffaele, ma poi ancora di più da Pasqualino, da professor Albi, su come questa polifunzionalità e anche questo arricchimento di funzioni del lavoro agile nel corso degli ultimi anni. Qualche parola sul diritto alla disconnessione, perché questo è un altro profilo, anche qui l'esperienza pandemica ci ha insegnato tanto, no? Perché nella formulazione originaria della legge noi non troviamo il riconoscimento di un diritto alla disconnessione, ma l'esperienza pandemica ha messo in evidenza come un uso sbagliato, diciamo così, del lavoro agile possa essere causa di grandi di patologie e di mettere in seria discussione il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Ora, che cosa è successo? Che proprio forte di questa esperienza, nel 2021, e questa è una norma che nasce durante l'emergenza pandemica, interviene una legge che consacra il carattere necessario del diritto alla disconnessione, proprio per tutelare i tempi di riposo e la tutela della salute del lavoratore. E questa norma, è l'articolo 2,1 ter della legge 61 del 2021, è un punto di partenza per il riconoscimento, di cui hanno fatto tesoro anche la contrattazione collettiva, perché se noi guardiamo i contratti collettivi, e questo vale sia nel privato che nel pubblico, oramai la disconnessione è un diritto che viene riconosciuto e riconoscimento che deve essere anche esplicitato nell'accordo individuale. In quell'accordo che si stipula tra datore di lavoro e lavoratore, perché si sostanzia in comportamenti concreti. Cosa significa diritto alla disconnessione? Significa che c'è un obbligo di non contattare il dipendente fuori da un orario concordato. Significa che bisogna definire delle modalità con cui impedire al prestatore di lavoro di rendere la prestazione oltre l'orario concordato, con interventi anche di tipo organizzativo. Faccio un esempio: spegnere i server aziendali in orario notturno è solo un esempio di come questo diritto venga poi concretizzato in un comportamento, in una scelta anche di tipo organizzativo. Prima di fare, diciamo, di avviarmi alla parte conclusiva per fare un piccolo focus su come si atteggia il lavoro agile con alcuni elementi di specificità, diciamo così, nel lavoro pubblico, vorrei parlarvi di veramente un minuto su una questione che spesso si è posta nel privato, nella logica anche di quello che è lo spirito di questi incontri, che vogliono guardare anche alle ricadute pratiche di alcuni istituti, nell'applicazione poi, no? Nelle aziende, nei luoghi di lavoro. Il tema è quello del buono pasto. Io poi lo riprenderò anche con riferimento al lavoro pubblico. Il tema qual è? Il lavoratore agile ha diritto al buono pasto? Allora, nel privato è orientamento unanime, consolidato anche per incidence, diciamo così, dalla giurisprudenza, non è un diritto che il lavoratore può pretendere, ma diventa un diritto solo se è riconosciuto dal contratto collettivo nazionale o nel contratto collettivo aziendale o nel contratto individuale, perché la Cassazione ha chiarito in più occasioni che il buono pasto non ha natura retributiva, ma serve a rimborsare, diciamo così, al lavoratore
che serve, diciamo, a fornire una sorta di rimborso per quel lavoratore che trascorre la pausa pranzo in azienda per il costo che spende per acquistare il cibo, no? Quando non c'è un servizio mensa. Quindi se il lavoratore non è presente in azienda, non ha diritto al buono pasto. E quindi per il lavoratore agile si può dire che il buono pasto spetta se è espressamente previsto dal contratto collettivo. Se invece nulla dice il contratto collettivo o il contratto individuale, in base alle regole generali, per la natura non retributiva, non si ha diritto. Passiamo un attimo al lavoro pubblico. Allora, dovete sapere che nel lavoro pubblico, ancor prima della legge 81 del 2017, la riforma, la cosiddetta legge Madia, conteneva un articolo in cui il legislatore promuoveva l'adozione di misure organizzative finalizzate a sperimentare queste forme di lavoro da remoto, nella logica di promuovere la conciliazione vita-lavoro e anche per migliorare l'azione amministrativa, sancendo un principio molto chiaro, cioè garantire che i dipendenti che utilizzano il lavoro agile non siano discriminati rispetto ai lavoratori in presenza. Ricordo a tutti che nella legge 81 del 2017, nelle norme che disciplinano il lavoro agile, è sancito il principio di parità di trattamento tra lavoratori da remoto e lavoratori in presenza. Ebbene, con la legge 81 del 2017 si interviene, la legge dice in quanto compatibile il lavoro agile si applica anche nella pubblica amministrazione. Ora il lavoro agile è diventato una realtà nelle pubbliche amministrazioni. Lo è diventato durante l'emergenza pandemica, poi diciamo una serie di linee guida che sono intervenute, vado abbastanza velocemente perché ci porterebbe un po' lontano, però a un certo punto da parte della funzione pubblica, dei ministri che si sono succeduti, c'è stato un atteggiamento un po' di resistenza, sancendo il principio che prevalentemente il lavoro deve avvenire presso la pubblica amministrazione, cioè in presenza, e in via, diciamo così, eccezionale in modalità agile. Ricordo a tutti che nella pubblica amministrazione l'organizzazione, il ricorso al lavoro agile è frutto di una programmazione. In un primo momento, nel 2020, era previsto l'elaborazione del cosiddetto POLA, no? Si chiamava così, piano organizzativo del lavoro agile, in cui cioè la pubblica amministrazione si dotava periodicamente di un documento in cui programmava le percentuali di ore da svolgere in modalità agile, quali servizi sono per i quali si poteva ricorrere a questa modalità, quindi un'organizzazione. Poi questo POLA è stato, diciamo così, assorbito in un documento unico che si chiama PIAO, che è il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ma rimane un adempimento che tutte le pubbliche amministrazioni devono fare entro il 31 gennaio di ogni anno, per cui le pubbliche amministrazioni devono fare una sorta di mappatura dei servizi, comprendere quali servizi possono essere svolti da remoto, in che percentuale si può ricorrere e qual è diciamo, una sorta di programmazione, di procedimentalizzazione di ricorso al lavoro agile. I criteri che all'indomani della pandemia sono emersi, come vi dicevo, innanzitutto ricordiamo che il carattere volontario, no? Perché parliamo di una modalità di organizzazione tanto nel privato quanto nel pubblico che conserva il carattere volontario e consensuale. Nella pubblica amministrazione per lungo tempo si insiste su questo principio di utilizzare il lavoro agile in modo residuale. Diciamo che questo atteggiamento, anche un po' questo pregiudizio, è stato definitivamente superato negli ultimi rinnovi contrattuali. Lo anticipavo all'inizio, il lavoro
a distanza, trova una sua precisa regolamentazione e in sede di contrattazione collettiva diciamo che finalmente, soprattutto nell'ultimo rinnovo contrattuale, viene rimosso il principio di prevalenza della sede fisica di lavoro e quindi si raggiunge questo accordo di una maggiore flessibilità per i lavoratori nella PA a utilizzare questa modalità di svolgimento della prestazione. Si estendono i giorni di lavoro in modalità agile, si riconosce espressamente una priorità per i lavoratori che si trovano in una situazione di vulnerabilità, i disabili, i caregiver, i genitori di minori o di figli con disabilità, e quindi c'è un'attenzione anche, voglio dire, a questo punto, supportati dalla legge del 2025 e si riconosce espressamente il buono pasto in modalità agile, che era un tema controverso su cui c'era stato anche un chiarimento da parte dell'ARAN. In generale, che cosa si dice nei contratti collettivi? Innanzitutto si sancisce il diritto alla parità di trattamento e di non discriminazione con i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità ordinaria. Si riconosce il diritto alla disconnessione e qui si fa una differenza tra fasce orarie di contattabilità e fasce orarie di inoperabilità. Si stabilisce che durante le fasce di contattabilità c'è la possibilità di fruire i permessi, c'è il divieto di ricorrere al lavoro straordinario, al lavoro disagiato, c'è la possibilità di essere richiamati in presenza dal datore di lavoro per esigenze di servizio o qualora ci sia un malfunzionamento del tecnico dell'apparecchiatura, e il diritto poi, questo altro importante riconoscimento previsto anche nel protocollo che veniva richiamato prima, il protocollo cosiddetto Orlando, il diritto alla formazione, all'utilizzo delle piattaforme in modo che tutti siano messi nelle condizioni di poter lavorare in maniera efficace da remoto. Che cos'è la fascia di contattabilità e la fascia di inoperabilità? Le fasce di contattabilità che significa? Cioè si stabilisce nel contratto collettivo che c'è una fascia oraria in cui il lavoro è contattabile entro l'orario medio giornaliero. La fascia di inoperabilità è una fascia in cui non è consentita nessuna prestazione e che, secondo i contratti collettivi, include almeno 11 ore di riposo consecutivo tra le 22 e le 6 del mattino. In questa finestra non sono richiesti contatti con i colleghi, la lettura di mail, la risposta alle telefonate, risposte a WhatsApp, qualunque tipo di contatto. Nel contratto, tra l'altro, si dice che in caso di violazioni, cioè nel caso in cui ci siano contatti fuori fascia, si può fare anche una segnalazione al dirigente competente e inoltrare una sorta di atto di diffida. Due ultime questioni. Sono andata a vedere un po' sull'ARAN, sul sito dell'ARAN, se c'erano dei temi che erano stati posti nel lavoro pubblico. Per esempio, un quesito che è stato sottoposto, oltre a quello del buono pasto, che oramai ha trovato una soluzione contrattuale, un interrogativo che è stato sottoposto se l'istituto della reperibilità fosse compatibile col lavoro agile. Ora, voi sapete che l'istituto della reperibilità, soprattutto pensate al settore sanitario, no? È un settore della pubblica amministrazione dove c'è questo istituto, diciamo, legato al tempo di lavoro, che è una fascia che eccede l'orario ordinario di lavoro. Ora, l'ARAN ha chiarito che nell'ambito del lavoro agile l'istituto della reperibilità trova la possibilità di applicazione soltanto durante quella fascia che io prima ho chiamato di inoperabilità.
naturalmente a condizione che il lavoratore possa garantire la prestazione agile. Altra questione. Cortesemente abbiamo perso l'audio. Da molto? O adesso? Ok. Un altro quesito, e mi avvio veramente alla conclusione, è il seguente. Il viaggio che il lavoratore fa dalla sede ove effettua il lavoro da remoto alla sede di lavoro ordinario è considerato trasferta? E qui la risposta dell'ARAN è netta, dice: siccome la caratteristica del lavoro agile è proprio svolgere in parte in presenza e in parte da remoto, entrambe le sedi sono da ricondurre alla sede ordinaria di servizio e quindi il trasferimento dalla sede dove svolgi il lavoro da remoto ai locali dell'amministrazione non può essere ricondotto all'istituto della trasferta. E infine, ultimissimo quesito che ho trovato sul sito dell'ARAN, se l'amministrazione può stabilire dei rientri obbligatori in sede. E l'ARAN ha detto certamente sì, perché proprio perché la disciplina prevede l'alternanza, il rientro in sede ha ha una funzione importante, non solo di assolvere a quelli che sono gli interessi organizzativi, diciamo la funzionalità dell'APA, ma anche nell'interesse del dipendente per evitare anche forme di auto-isolamento del dipendente, per intenderci. Ora provo a tirare una piccola conclusione. Ho fatto un po' così random, vi ho fornito una serie di approfondimenti, delle evoluzioni legislative, anche alcune questioni che si sono poste sul piano pratico, provando anche a fare un salto dal privato al pubblico. Provo a chiudere questo mio intervento con una domanda. Sono due realtà vicine? Questa esperienza del lavoro agile nel mondo privato e nel mondo pubblico, lavoro privato e lavoro pubblico, sono due mondi vicini o sono due mondi ancora lontani? Io, da quello che ho osservato, dall'analisi delle norme, guardando anche ai contratti collettivi per come sono stati disciplinati gli istituti, a mio avviso, sia in teoria che poi anche nella pratica, guardando, noi veniamo dalla pubblica amministrazione, osserviamo anche come viene utilizzato da personale tecnico amministrativo all'interno delle università. Restano due mondi ancora lontani, ci sono differenze molto importanti. Nel privato il ricorso al lavoro agile, più che nel pubblico, è in qualche modo una leva strategica per migliorare la produttività ed è anche una leva strategica per attrarre talenti. Le nuove generazioni sono molto interessati a questa modalità di svolgimento della prestazione e cominciano a guardare con poco interesse ai concorsi pubblici anche per questa diffidenza che c'è nel ricorso al lavoro agile. E sebbene da un punto di vista normativo si parta da una base normativa comune, ci sono divergenze applicative nelle finalità. Ripeto, nel privato è un'opzione strategica per rendere maggiormente appetibile il lavoro, anche attraverso l'elaborazione di modelli ibridi che lasciano più autonomia alle parti. Nel lavoro pubblico la disciplina è ancora più rigida, soltanto diciamo in alcuni ambiti ha avuto diciamo una sua evoluzione, però fa fatica a trovare la sua giusta dimensione ed è utilizzato prevalentemente nella logica della conciliazione. Tra l'altro c'è un altro dato che voglio condividere con voi. Nel settore privato si investe molto di più nella digitalizzazione e quindi i dipendenti hanno, diciamo, strumenti tecnologici più avanzati. Nel pubblico
la transizione digitale va più a rilento. Forse l'elemento dove c'è maggiore comunanza, maggiore affinità, dove i due mondi si avvicinano di più, è sul diritto alla disconnessione, che trova una disciplina omogenea, analoga nella contrattazione collettiva e negli accordi individuali. Diciamo, si assomiglia molto la disciplina nel privato e nel pubblico. Grazie e mi scuso se insomma ho preso un po' più del tempo, ma ero stata legittimata da Raffaele. Va bene, così do la colpa a te. Grazie mille. Grazie alla professoressa Longhia per questo bell'intervento e con grande piacere ci confrontiamo ora anche con il pratico, però abbiamo un pratico di lusso che ha vissuto e sono qui lieta di introdurre il dottor Valerio Iossa, la pandemia dal centro o dall'epicentro delle trasformazioni e oggi con un po' di distacco che il tempo dà e con un po' di distacco che il cambio di lavoro dà, può portarci delle riflessioni che mi sembra saranno utilissime. Grazie. Bene, intanto buon pomeriggio e vorrei cominciare con un ringraziamento sincero al professor Galardi, alla professoressa Zilli e al professor Boscati per l'invito ovviamente che ho accolto con grandissimo favore, ma soprattutto per il taglio che hanno scelto di dare a questi interventi che mi sembra unire una dimensione molto alta, molto costruttiva e molto di contesto con poi dei precipitati operativi che sono quelli che diciamo toccano a me nel corso dell'intervento. Ma vorrei anche ringraziare i due relatori che mi hanno preceduto, il professor Albi e la professoressa Donghia, perché l'ampiezza e la profondità delle loro considerazioni sono state straordinarie e devo dire sono state una premessa a cui volentieri cercherò di agganciarmi nel corso del mio racconto. Il taglio che in fase di coordinamento di questo seminario abbiamo scelto per quanto riguarda il mio intervento è quello, diciamo, più vicino al mio mestiere, è quello che so fare meglio, è quello che faccio da tanto, vale a dire offrirvi un inquadramento del lavoro agile, ma in generale diciamo della flessibilità all'interno delle leve di gestione delle risorse umane. E questo anche perché francamente è un desiderio che da tempo nutro e da tempo coltivo, che è quello di allontanarmi da una narrazione sempre divisiva sui temi del lavoro agile, che in particolare per quanto riguarda la pubblica amministrazione sta sempre in bilico tra una pubblica amministrazione resiliente ed una pubblica amministrazione in fuga. Una pubblica amministrazione resiliente che è quella che soprattutto, come dire, nella notte nera del Covid ha saputo trovare modalità innovative e anche rapide di organizzazione del lavoro e di erogazione delle proprie prestazioni, e invece una narrazione che è quella, diciamo, più ostile, che è quella che parla di una pubblica amministrazione inefficiente che con il lavoro agile, come dire, ha dato un colpo di grazia, diciamo, alla sua proverbiale inefficienza e fino al punto, come dire, di eliminare addirittura il cartellino, no? Che è un po' la cifra distintiva del dipendente pubblico. Ecco, questa narrazione, diciamo, io la trovo molto spesso oziosa e quindi cerco di ricostruire questo tema dentro un tema più ampio che è quello delle leve di gestione delle risorse umane, dalla selezione alla programmazione, alla formazione, con qualche flash alle politiche retributive che peraltro la professoressa Donghia ha perfettamente illustrato anche con una pareristica aggiornatissima di Aran. E partirei da un tema che è un tema di contesto probabilmente meno marcato di quanto
oltreoceano sia accaduto a partire dal 2021, ma che certamente tocca ed influenza anche il mercato del lavoro italiano e lo influenza in maniera determinante. Noi non abbiamo conosciuto le dimensioni del fenomeno del quiet quitting o della Great Resignation come negli Stati Uniti, ma certamente il nostro mercato del lavoro presenta oggi, e i dati sono dei dati aggiornati ad una ricerca sul mercato del lavoro 2025, presenta oggi delle percentuali che sono in qualche modo un motivo per noi di riflessione e di introduzione al tema. Il 13% dei lavoratori italiani ha cambiato lavoro negli ultimi 6 mesi ed il 23% dei lavoratori italiani pensa di cambiare lavoro nei prossimi 6 mesi. L'ultima statistica disponibile rispetto al fenomeno del quiet quitting, vale a dire quei lavoratori che non trovano più la motivazione per poter rendere una prestazione lavorativa compenetrata, diciamo, con le finalità aziendali, è del 12% circa dei lavoratori italiani. E io credo che questa sia un'eredità, se volete, l'eredità deteriore del periodo diciamo pandemico, ma io credo che il periodo pandemico abbia portato all'emersione un fenomeno rilevantissimo, che è quello della consapevolezza della domanda di lavoro, perché è molto vero quello che diceva prima di me la professoressa D'Onghia. Oggi noi abbiamo delle ricerche, abbiamo una domanda di lavoro che cerca e che seleziona il posto di lavoro sulla base di alcuni driver molto precisi e molto rispondenti ai bisogni individuali delle persone. Se guardiamo, e io ne sono un attento lettore, la ricerca Randstad 2025 sull'employer branding, sorprendentemente, ma forse non tanto sorprendentemente, ci rendiamo conto che tra i primi 5 driver di ricerca del miglior datore di lavoro compaiono per il 60,5% dei rispondenti l'equilibrio lavoro-vita privata, per il 57,5% dei rispondenti un'atmosfera di lavoro piacevole, per il 54,5% dei rispondenti retribuzione e benefit, sicurezza sul posto di lavoro il 51% e compare, neanche a farlo apposta, questo è come dire la capacità dei professori universitari di leggere e di anticipare dei fenomeni, compare per la prima volta nella ricerca Randstad il tema della diversity e inclusion, perché la diversità e l'inclusione è un'altra delle caratteristiche che i candidati ricercano nella selezione del proprio futuro datore di lavoro. Questo stesso, quindi abbiamo, come dire, questo tema della conciliazione, questo tema della conciliazione vita-lavoro torna tanto sul versante diversity e inclusion quanto sul versante invece dell'equilibrio lavoro-vita privata e rientra ancora di più anche in quelli che sono i benefit non monetari maggiormente ricercati. E guardate che tra i benefit monetari maggiormente ricercati si cerca flessibilità della prestazione lavorativa, si cerca autonomia nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e flessibilità ed autonomia sono esattamente due, direi, declinazioni di un postulato che è quello della responsabilizzazione che sta alla base del lavoro agile, responsabilizzazione sul risultato. Responsabilizzazione sul risultato uguale flessibilità uguale autonomia. Non ti misuro sulla quantità o sul tempo o sul luogo della tua prestazione, ma ti misuro sul risultato che la tua prestazione produce. Ho dimenticato quando introducevo il tema del quiet quitting e della Great Resignation che tra le motivazioni che spingono oggi i lavoratori a cercare una alternativa, un nuovo datore di lavoro, un nuovo posto di lavoro, per il 39% c'è certamente una misura, una ricerca di migliori condizioni di carattere economico e di benefit, ma per il 35% c'è proprio la ricerca di un maggiore equilibrio tra la vita lavorativa e la vita professionale. Questo che cosa ci porta a dire? Questo ci porta a dire che se è vero che da parte datoriale si osserva
come il professor Albi, come il professor Galardi hanno brillantemente introdotto una sorta di ridondanza dal punto di vista delle aziende nell'approccio al lavoro agile, ora più aperto, ora più restrittivo, ora nuovamente più aperto. La domanda di lavoro è invece molto concentrata e molto focalizzata oggi sugli aspetti dell'equilibrio vita-lavoro, e questo lo osserviamo certamente nel privato, ma per quanto mi riguarda da recruiter lo osserviamo fortemente nel pubblico. Nella apertura, nella nuova stagione, come dire, dei concorsi pubblici, dopo il prolungato blocco del turnover che ci ha accompagnato fino al 2016, ma direi che l'apertura definitiva è stata data con il PNRR, prima il 36 del 2023 e poi l'81 del 2023, con la riespansione dei concorsi pubblici anche il candidato al concorso pubblico si trova, il vincitore di concorso pubblico si trova molto spesso nella scelta tra un posto di lavoro ed un altro, e la scelta tra un posto di lavoro ed un altro è molto spesso condotta certamente sulle condizioni retributive, ma non c'è così tanta oscillazione nel pubblico quanto invece nel privato, ma soprattutto viene fatta proprio sull'alternanza sull'alternanza vita-lavoro. Dopodiché, perdonatemi, come dire, una riflessione ad alta voce, ogni volta che io riscorro gli item della ricerca Randstad ho un terribile amaro in bocca, perché non comprendo da persona che nel pubblico ha speso tutta la propria vita professionale, non comprendo come sia possibile che questi nostri contesti siano così poco attrattivi come di fatto sono poco attrattivi. E non lo comprendo perché, se voi ci pensate, abbiamo esattamente tutti gli ingredienti che vi ho citato prima come driver. La pubblica amministrazione oramai dopo, e lo diceva molto bene la professoressa Donghi, dopo il periodo del Covid, possiamo dire che ha stabilizzato come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa il lavoro agile. Alcune amministrazioni stanno sperimentando con successo, l'Agenzia del Demanio è una di queste, il co-working o altre modalità, come dire, di dislocazione nello spazio e nel tempo della prestazione lavorativa. Ma le pubbliche amministrazioni sono in grado di offrire certamente sicurezza del posto di lavoro, sono in grado certamente di offrire diversity e inclusion, sono in grado di offrire una dimensione valoriale della prestazione professionale all'interno delle pubbliche amministrazioni, che in definitiva è la risposta al bisogno della collettività, che raramente, come dire, riusciamo ad incrociare nel privato. Eppure il lavoro pubblico non è attrattivo. Per questo io credo che negli asset delle risorse umane il lavoro agile trovi oggi un posto che difficilmente può recedere, perché il recesso dal lavoro agile determina fatalmente una flessione nella capacità di attrazione di talenti, ma nella capacità stessa di trattenimento dei talenti all'interno della propria organizzazione. E questo è esattamente il fenomeno del trattenimento in servizio. Cerco di offrire le condizioni migliori al mio personale perché questo non guardi altrove, io non disperda il patrimonio di esperienza, competenza, di conoscenza che ha maturato nel corso degli anni. Quindi, innanzitutto, direi, se dovessi gettonare le diverse leve della gestione delle risorse umane, sulla selezione e sulla retention, il lavoro agile diventa una freccia ulteriore nella nostra faretra, e molto spesso è la freccia fatale, è quella che fa propendere per la scelta di un datore di lavoro oppure di un altro datore di lavoro. Un altro tema che ci riporta proprio
all'esordio del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, perché bene ricordava la professoressa D'Onghia, noi abbiamo cominciato a parlare di lavoro agile con la legge Madia del 2015, in cui si incentivava una sperimentazione che, se non ricordo male, doveva essere fino al 10% del personale dipendente che fosse compatibile con lo svolgimento delle proprie mansioni da remoto. Ecco, dicevo, in questo gioco che spesso abbiamo fatto il professor Albi come il professor Galardi di ritorno al passato, se non vogliamo dire di ritorno al futuro, in questo gioco di ritorno al passato forse una dimensione che può essere recuperata e a mio avviso deve essere sicuramente valorizzata è la dimensione di sviluppo organizzativo che il lavoro agile può imprimere a delle organizzazioni. Sviluppo organizzativo è una dimensione che ha 3 gambe, che sono l'organizzazione, i processi e la digitalizzazione. Tutte e 3 queste dimensioni sono fortemente intaccate dalla dimensione del lavoro agile, perché la dimensione del lavoro agile porta fatalmente a ripensare l'organizzazione di team di lavoro, porta fatalmente a riconsiderare i processi di lavoro che molto spesso sono processi in-out, vale a dire processi che contemporaneamente si svolgono all'interno delle tradizionali mura diciamo dell'ufficio e all'esterno di quelle mura dell'ufficio, ed infine la digitalizzazione, che è proprio il trade union tra l'interno e l'esterno dell'organizzazione. Su questo francamente ecco, questa è una delle legacy maggiormente positive che in letteratura vengono associate per quanto riguarda lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni al periodo del Covid. Il periodo del Covid ha sicuramente determinato uno sviluppo non ancora sufficiente, tant'è vero che una degli assi prioritari del PNRR è stata la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma certamente c'è un guadagno, un avanzamento, un passo avanti in termini di competenze digitali dell'APA, che sono anche ascrivibili all'utilizzo di piattaforme collaborative, di modalità collaborative per la gestione dei flussi e dei processi aziendali. Basta? No, non basta. Non è certamente sufficiente la capacità di utilizzare una piattaforma collaborativa, è necessario che il processo di lavoro della pubblica amministrazione sia un processo nativo digitale, e per quanto mi riguarda devo dire, vedo che poche sono le amministrazioni in grado di avere di sostenere diciamo questo tipo di avanzamento. È vero anche, e lo dico con grande orgoglio, che ad esempio Comune di Milano, 14.500 dipendenti, durante il periodo del Covid noi avevamo cominciato a ragionare del lavoro agile ai tempi della legge Madia, quindi nel 2015, ancora più avanti nel 2016 e nel 2017, avanzando delle sperimentazioni, ma quelle sperimentazioni avevano coperto una percentuale del 2, del 3, del 4% del personale dipendente del Comune di Milano. Durante il periodo del Covid ci siamo trovati ad arrivare fino a 11.000 dei 14.500 lavoratori in agile, ma soprattutto a inventarci delle modalità di erogazione di servizi nuovi perché rispondevano ai bisogni nuovi del periodo del Covid. Parlo delle sovvenzioni alle imprese, parlo dei contributi agli esercizi commerciali in crisi, parlo delle attività di assistenza agli anziani per la spesa, piuttosto che, insomma, non ricordiamo quei momenti tristi, ma se volete una lettura positiva di quei momenti tristi, almeno dal punto di vista di chi del pubblico ha la dignità e l'orgoglio di lavorare, beh, in quei momenti il pubblico ha dimostrato una grande reattività e anche la capacità di organizzare dei nuovi servizi che erano nativi Covid, perché rispondevano a dei bisogni specifici e puntuali di quel momento. Ma c'è un altro contributo, a mio avviso, e cercherò di contenere, diciamo, la mia
esuberanza oratoria per lasciare uno spazio, diciamo, di riflessione e anche di commento. C'è un altro contributo dal mio punto di vista decisivo che è ascrivibile al lavoro agile ed è il lavoro sullo sviluppo delle competenze. Finalmente, dopo anni e anni e anni, siamo arrivati nel 36, siamo arrivati durante, diciamo, nel periodo PNRR, all'inizio del periodo PNRR, quindi con la riforma della pubblica amministrazione Brunetta, a definire che le competenze distintive per la miglior performance qualitativa e quantitativa nella pubblica amministrazione non sono soltanto le competenze di natura di matrice tecnica o professionale, ma sono anche le cosiddette competenze trasversali, che sono competenze che stanno su una dimensione, se volete, anche più comportamentale del modo in cui l'individuo si relaziona all'organizzazione e agli altri individui. Ecco, da questo punto di vista, il paradigma del lavoro agile che impone il superamento dell'adempimento burocratico verso una logica, come dire, di risultato è un fattore straordinario di sviluppo di competenze trasversali, che addirittura con l'ultima riforma dei concorsi pubblici sono diventate competenze scientificamente apprezzate dentro i setting di concorsi pubblici. Ci volevano il 36 del 2023 e l'80 del 2000 il decreto legge 36 e il decreto legge 80 per apprezzare dentro il setting dei concorsi pubblici le competenze trasversali non ci voleva, non era necessario, ma sappiamo tutti, e chi mi ha preceduto ce lo insegna, che molto spesso l'innovazione, o meglio la discontinuità culturale, viene introdotta ope legis, e questo in qualche modo è anche quella grandezza o quella saggezza del legislatore italiano che spesso riesce, come dire, a prevedere o a normare fatti che ancora, come dire, non sono accaduti ma sono in divenire. E allora competenze che sono dentro il dizionario delle competenze della pubblica amministrazione che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato, come la flessibilità, l'orientamento al risultato, la capacità di problem solving, la capacità di gestione delle relazioni, la capacità di comunicazione con il gruppo, sono tutte competenze che sono fortemente sollecitate dal lavoro agile e dalla modalità promiscua presenza-distanza che il lavoro agile dopo il Covid ha sostanzialmente assunto. Ma ci sono alcune competenze che sono quelle che vengono attratte alla, diciamo, alla declaratoria della leadership, che sono ancora più sollecitate dal paradigma del lavoro agile e delle organizzazioni agili. E queste competenze sono proprio le competenze di chi svolge ruoli di responsabilità, quadri o dirigenti delle nostre pubbliche amministrazioni. E perché lo sono? Qualcuno prima, i relatori che mi hanno preceduto, hanno parlato del superamento di un pregiudizio e questo è quello che viene richiesto a responsabili e manager delle pubbliche amministrazioni. Superare un pregiudizio, io vorrei dire quasi un'ansia di controllo, o se volete l'effetto sedativo del cartellino. Un manager deve sapere misurare sul risultato che i propri collaboratori sono in grado di raggiungere. Un manager deve essere in grado di incentivare l'autonomia dei collaboratori ed esercitare una cosa che, come dire, fa a cazzotti con l'ansia di controllo, la delega di funzioni, la delega di responsabilità, la delega di firma, la delega di attività. Tutto questo sono elementi, come dire, nevralgici di un buon stile di management all'interno delle pubbliche amministrazioni che può essere fortemente sollecitato dal paradigma e dalla cultura, vorrei dire, del lavoro agile. Chiudo, se ho ancora 5 minuti, professoressa Zilli, vedo che grazie per aver assentito. Chiudo con due considerazioni. La prima considerazione è l'interrogativo che aleggia
diciamo, sul lavoro agile nella pubblica amministrazione è: ma queste pubbliche amministrazioni saranno organizzazioni più produttive rispetto ad un paradigma di lavoro completamente in presenza? E molto spesso io sento, come dire, obiettare al lavoro agile, o meglio, addebitare al lavoro agile un gap di produttività dei contesti organizzativi. Da questo punto di vista io devo dire che mi sembra di ascrivere al lavoro agile un'eccessiva responsabilità. Le pubbliche amministrazioni hanno un problema di misurazione, vorrei dire prima ancora di programmazione e ancora dopo di rendicontazione dei propri risultati. Ma questo problema, questa difficoltà, fa parte per l'appunto di una di un utilizzo non ottimale delle leve della programmazione, del monitoraggio e del controllo, che in alcun modo può essere addebitato come responsabilità al lavoro agile. In altre parole, le pubbliche amministrazioni non sapevano programmare e non sanno misurare né prima né dopo il Covid e né prima né dopo l'introduzione del lavoro agile. Un ultimo aspetto, e vado davvero a concludere, ma mi faceva piacere raccogliere una riflessione che ho ascoltato con molto interesse da parte della professoressa D'Onghia. Vale a dire, se il lavoro agile introduce una cultura del risultato, la mia opinione è che le ultime tornate di contrattazione collettiva nazionale e ancor più le tornate della contrattazione collettiva, della contrattazione integrativa, non abbiano assecondato questo passaggio di paradigma, e non abbiano assecondato questo passaggio di paradigma, o meglio, se guardiamo, come dire, l'emersione giuridica del fenomeno, certamente siamo arrivati a ad una disciplina compiuta del lavoro agile, ma se guardiamo l'evoluzione delle politiche retributive, le politiche retributive del pubblico impiego sono ancora ferme alla dimensione della presenza e della quantità di lavoro. Mi spiego: la struttura retributiva tipo del pubblico dipendente è composta da una retribuzione tabellare e da alcune voci accessorie della retribuzione che sono collegate alla quantità della prestazione lavorativa, vedi lo straordinario, alla qualità, alla modalità in cui la prestazione lavorativa è resa, vedi disagio, rischio, maneggio valori, oppure ancora ai tempi in cui la prestazione lavorativa è resa. Citavamo prima l'esempio della reperibilità. E soltanto per un'infinitesima percentuale sono legate alla dimensione della performance, vale a dire alla dimensione del risultato. Certo, direte voi, e avete ragione, siete stati assolutamente incapaci di creare delle politiche che differenzino realmente i livelli retributivi rispetto alle performance alle performance sprigionate. E però, se noi non cominciamo ad immaginare un'evoluzione delle politiche retributive del pubblico impiego che segua la cultura dominante del risultato, non la cultura dell'adempimento della presenza, troveremo sempre le pareristiche ARAN che dovranno fare delle capriole per cercare di spiegare quali istituti sono applicabili e quali non sono applicabili ad una forma che ha di fatto completamente superato la dimensione dello spazio e del tempo della prestazione lavorativa. E anche quello del buono pasto è stato, dal mio punto di vista, un clamoroso passo falso per quanto riguarda il pubblico impiego. Ed è stato un clamoroso passo falso perché è ben vero, come spiegava la professoressa D'Onghia, che quel buono pasto è stato riconosciuto in virtù di uno sbandierato principio di non discriminazione, ma il principio di non discriminazione, come dire, richiede che io valuti la diversità delle posizioni di partenza. La realtà dei fatti è che il riconoscimento del buono pasto agli smart worker è stata, come dire, l'integrazione rispetto al gap del 6% dell'incremento retributivo rispetto al 17% dell'inflazione. E come facciamo a riconoscere qualcosa in più mettendolo possibilmente in tasca al datore di lavoro? Riconoscendo i 7 euro di buono pasto per ciascun dipendente che fa smart working. Quindi quello che io penso, e sono convinto, come dire, che prima o poi sarà un tema
come dire, discusso, è che la nostra struttura retributiva e le nostre politiche retributive sono oggi un po' alla frusta rispetto all'evoluzione del mondo del lavoro. Chiudo dicendo che, e tirando un po' le fila, nel mio pensiero e nel mio approccio, diciamo, quotidiano al lavoro, il lavoro agile è un'occasione per un rinnovato patto di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore, un patto di fiducia che si fonda su responsabilità e sul risultato e che io spero restituisca. E in questo è simbolico l'accordo volontario, in questo è simbolico, è proprio simbolico il fatto che io sottoscriva un accordo che è diverso dal contratto di lavoro, perché quella è un'occasione per tanti dipendenti per rinnovare quel patto tra datore di lavoro e lavoratore, un patto che in definitiva dovrebbe, come io auspico e come cerco ogni giorno di fare, restituire dignità, orgoglio e soprattutto qualità dei servizi della nostra amministrazione. Grazie molte ancora per l'invito, grazie molte ancora per l'attenzione, grazie ai relatori che mi hanno preceduto e mi fermo qui. Grazie, dottore Ios. Io ringrazio lei, ringrazio tutti gli amici e colleghi che sono intervenuti prima di lei. Mi scuso perché purtroppo non sono riuscito a collegarmi prima. Credo che questo incontro lavorabile, anche dal punto di vista delle tempistiche, sia caduta a fagiolo, come dice qualcuno, nel senso che proprio quando si sta discutendo sulla riduzione del lavoro agile, Palazzo Chigi lo vuole ridurre, il MEF lo vuole ridurre, gli esteri in qualche misura vogliono ridurre, insomma, tanti aspetti di politica di diritto più che diritto positivo. Credo che il dato fondamentale, e mi riallaccio alle ultimissime parole del dottore Iossia, c'è la parola fiducia, c'è il patto di fiducia, il lavoro agile sotto questo profilo dovrebbe avere il valore aggiunto e in un contesto in cui c'è un tema di multidisciplinarietà e un tema in cui c'è un profilo di cultura manageriale in cui credo che non ci sia il lavoro agile uguale per tutti e per tutte le amministrazioni. Questo è un dato fondamentale, oltre alla centralità, e questo tutti l'avete detto, insomma, del tema lavoro agile a componente ragionevole, c'è questa prospettiva e questa importanza che che il lavoro agile ha. Dopodiché, dal punto di vista, si parlava del tema assunzionale, è vero che tra le cose che riguardano di più i giovani c'è il tema del lavoro agile. Questo mi chiedo, e forse però non ho la competenza per dare una risposta esaustiva, se il giovane non avrebbe bisogno in un certo periodo iniziale, insomma, di stare più in ufficio che non a casa, ma non perché non, insomma, sia più o meno capace, ma perché deve capire il contesto in cui opera. Credo che invece per coloro i quali siano a uno stato avanzato di carriera, questo possa essere un elemento importante, un elemento fondamentale. Sul piano poi della disciplina, e qua la disciplina, e anche su questo l'avete detto in maniera magistrale, insomma, non è che la legge e soprattutto i contratti collettivi aiutino molto, nel senso che, voglio dire, cioè, questo concetto della prevalenza, perdonate, prevalenza o non prevalenza, cioè io non ho ancora capito, ma mi pare che il decreto ministeriale del giugno del 2022 non sia venuto meno, e quindi di prevalenza in qualche misura ci debba essere, dopodiché come parametrare la prevalenza. E con soluzioni che in molti casi sono pilatesche, perché anche da ultimo sono perfettamente d'accordo con il dottor Iosso quando dice attenzione, dobbiamo ripensare una politica retributiva nel pubblico, ma qua il problema della politica retributiva nel pubblico e quindi il passaggio all'organizzazione del risultato, quindi di un accessorio legato al risultato, in qualche misura cioè, l'ordinamento già in misura minimale qualcosa ci offre. Il problema di fondo è che nessuno vuole arrivare a questa soluzione. Quindi questo sono d'accordo con lui, è una grande sfida. Dopodiché, come diceva Madia Donghia, professore Donghia, cioè la differenza di fondo tra pubblico e privato, che nel pubblico non c'è un mercato, nel privato c'è un mercato. Quindi questo è l'altro elemento importante. E c'è il rischio di autoreferenzialità. E chiudo sui buoni pasto. Su buoni pasto credo, insomma, cioè la clausola del contratto collettivo che cosa dice? Mi dice che le ore lavorate in lavoro
a distanza sono equiparate alle ore in presenza. Vuol dire, è bellissima la formulazione, perché non dice ai fini del buon passo, non dice che agli del buon passo, dice che c'è un'equiparazione. E allora qua viene fuori il non detto, cioè che in realtà abbiamo molto poco lavoro agile e molto lavoro da remoto, perché altrimenti tutto questo profilo in qualche misura salterebbe. E su quello che diceva il dottore Iossa, cioè recuperiamo un po' di questo gap dal 6 al 17, è vero, ma perché col buono pasto? Non sarebbe forse stato più ragionevole in continuità, in qualche momento eccezionale, recuperarlo con incentivi di altro tipo? Pagamento bollette, pagamento riscaldamento sulla base dei risparmi di spesa? C'è la cosa vera, e chiudo veramente, e poi lascio al collega Zilli la chiusura. Cioè, noi non abbiamo dei conti, almeno io non ne sono a conoscenza, al di là insomma, di quanto in questa misura, in che misura il lavoro agile abbia incrementato o abbia portato un decremento nella produttività del pubblico. E sono anche d'accordo sul fatto che noi chiediamo probabilmente al lavoro agile di più di quello che il lavoro agile potrebbe fare. Qui mi ricollego al dottore Iossa, di cui ho apprezzato moltissimo l'intervento, proprio perché ha coniugato il dato tecnico col dato applicativo e di esperienziale. E chiediamo troppo al lavoro agile, ma per chiedere qualcosa al lavoro agile dovremmo avere dei manager che sapessero valorizzare il lavoro agile. E purtroppo i primi o molti che hanno paura del lavoro agile sono loro. E dopodiché c'è trasposizione, vuol dire, dal lavoro agile come dite soggettivo, che non è tale ovviamente, e con tutte le ricadute che ne derivano. E sul piano delle fonti, quando il contratto funzioni centrali 2024 inserisce tra le materie di contrattazione integrativa la individuazione delle priorità del ricorso al lavoro agile e l'aumento delle giornate per cui può essere concesso il lavoro agile, è vero che non stabilisce il fatto che devi contrattare le giornate di lavoro agile, però chi di noi, se è stato un giorno sul lavoro sindacale, sa perfettamente come, vuol dire, questa locuzione possa essere interpretata in un modo di dire negoziamo le giornate, quando dal punto di vista delle fonti del sistema questo non è assolutamente, non dovrebbe essere assolutamente possibile. Io ringrazio nuovamente i professori Galardi, Albi, Donghi, professoressa, e il dottor Iossa, e niente, molto, molto proficuo anche questo pomeriggio, e lascio alla professoressa Zilli le famose, ormai sono un must questo, cioè Sanremo stasera non arriverà tanto, che sono le conclusioni delle conclusioni. Grazie al professore Boscati e a tutti i nostri ospiti. Credo potremo andare avanti su questo tema per altri giorni e giorni. Sono molto contenta di vedere come in 6 anni, perché 6 anni fa, oggi non ne avremmo minimamente parlato. Dopo 6 anni siamo qui e finalmente ci facciamo le domande che contano. Dove va la produttività del lavoro pubblico? Dove vanno i desideri e le necessità di lavoratrici e lavoratori? E posso dire, leggendo gli scritti di ognuno di noi di 6 anni fa o 5 anni fa o 4 anni fa, trovo un discorso molto cambiato, molto arricchito. Io sono molto contenta, vi ringrazio. Ci vediamo il 10 marzo online e in presenza a Parma con un clip interessantissimo, credo. Internalizzazioni, reinternalizzazioni, esternalizzazioni del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Grandi sfide. Questa era una bella sfida, ce la siamo giocata bene, spero. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e al prossimo clip.